essere. Ordigni alla sede della Lega Villorba, inchiesta per terrorismo da parte della Procura distrettuale di Venezia, il racconto dei militanti. Lunedì eravamo qui per una riunione, abbiamo rischiato la vita. Tragedia sul lavoro all'interno di un'azienda di trasporti nel Veronese, operaio muore schiacciato dal bus, stava cambiando una gomma al mezzo. Un furgone dato alle fiamme, altre 8 auto distrutte, paura nel parcheggio del Laguna Palace a Mestre, alta colonna di fumo nero, l'edificio fatto evacuare per precauzione. Anche il comune di Vicenza, domani ai funerali di Stato a Genova per le vittime del crollo del ponte Morandi, per dare l'ultimo saluto allo sfortunato camionista Vincenzo Licata. Un anno fa l'attentato a Barcellona, dove perse la vita un giovane ingegnere bassanese, Luca Russo. Questa sera la città lo ricorda con una messa, la fidanzata. Non c'è spazio per l'odio. 13 associazioni di risparmiatori delle ex popolari venete chiedono formalmente al Presidente del Consiglio l'immediata pubblicazione del decreto attuativo della legge. Tra le opere che a Padova saranno stracciate per lo stop del governo ai fondi del bando periferie c'è anche la nuova scuola primaria Montegrappa di Montà, la protesta di cittadini, insegnanti e genitori. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei notiziari di Antenna 3. In primo piano ancora i due ordigni al K3 di Villorba, sede provinciale della Lega. Il pubblico ministero di Venezia, Roberto Terzo, indaga ufficialmente per terrorismo ed è un puro caso che nessuno si sia fatto male, visto che lunedì a Villorba si è svolta una riunione del partito, ma fortunatamente nessuno è uscito sul pianerottolo dove c'era l'ordigno, come solitamente succedeva. Sentiamo. Avrebbe potuto ferire seriamente eventuali persone nelle vicinanze il secondo ordigno collocato sulla scala antincendio della sede provinciale della Lega Nord, il K3 di Villorba, una pentola a pressione con all'interno dei frammenti metallici il cui potenziale esplosivo è stato chiaro quando gli artificieri della polizia l'hanno fatta brillare. Per attivare l'innesco bastava inciampare su un filo di nylon invisibile appositamente teso sulla scala stessa. La ricostruzione è quella fornita dal questore di Treviso, Maurizio Dalle Mura. A confermarla l'ipotesi di atto terroristico formulata dalla Procura distrettuale di Venezia, che indaga sull'episodio. Un puro caso che nessuno si sia fatto del male. L'esplosione del primo ordigno, la bomba carta, risale a sabato mattina. Lunedì al K3 si è svolta una riunione e solo per una fortuita coincidenza nessuno è uscito su quel pianerottolo per fumare come spesso accadeva. Questione politica, ma anche questione di sicurezza pubblica. Mi sono sentito con il viceprefetto, il quale mi ha rassicurato sul fatto che comunque è stato alzato il livello di guardia in tutte le sedi della Lega provinciale. Le forze dell'ordine, che ieri hanno fatto un lavoro straordinario, oggi stanno portando avanti le indagini, quindi lasciamoli lavorare e speriamo che quanto prima venga fuori la verità. L'attenzione deve essere massima. L'esplosione avvertita dai residenti ha fatto pensare a un colpo a un bancomat o a un negozio. Poi la rivendicazione via web della sedicente cellula anarchica Santiago Maldonado, su cui ora si concentrano gli accertamenti della Digos. Ho visto delle dichiarazioni veramente farneticanti, quindi lascia un po' il tempo che trova. Ripeto, lasciamo che gli inquirenti svolgano il loro lavoro, le loro indagini e speriamo che quanto prima venga fatta chiarezza sulla questione. Un attacco alla Lega che continua a suscitare reazioni e manifestazioni di solidarietà. Da tutti i gruppi consigliari a Palazzo di 300, dal Partito Democratico, dai 5 Stelle, ma voglio dire, questa non è una questione legata esclusivamente alla Lega, qui c'è in ballo la democrazia. Episodio isolato, ma la guardia va alzata, dice il prefetto di Treviso Maria Rosaria Lagana, che abbiamo raggiunto al telefono. Sentiamo. Subito una riunione con le forze dell'ordine, quindi il potenziamento dei controlli alle sedi della Lega nel territorio. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, si è subito attivata dopo l'attentato al K3 di Villorba, che la rappresentante del governo raggiunta al telefono non tende a minimizzare, anzi. Il fatto crea preoccupazione, quindi al di là del fatto che per fortuna non ci sono stati
effetti gravi, ma per come era congegnato il tutto, evidentemente questi effetti potevano esserci, quindi non era semplicemente dimostrativo. Quindi c'è stato questo innalzamento di quelle che sono le misure di vigilanza intorno a un obiettivo, in questo caso il K3, che già era di per sé, perché come lei sa tutti i Episodio grave, ma si augura Laganà isolato. La preoccupazione da un lato è l'auspicio che sia trattato di un fatto episodico e che non abbia altre come dire, emulazioni. Quindi il messaggio ai trevigiani, che secondo il prefetto non devono sentirsi nel mirino. Io direi che un allarme sociale, forse è così mi sento in questo momento, di tranquillizzare i cittadini. Si tratta di un obiettivo mirato, è un fatto che, come dicevo, ci ha indotti ad innalzare ulteriormente quelle che sono le misure di vigilanza su questi obiettivi, e quindi io direi che insomma la popolazione può stare tranquilla, insomma, ecco. Ancora un incidente sul lavoro in Veneto, un uomo è morto oggi pomeriggio a Grezzana nel Veronese. Secondo quanto si è appreso, l'operaio è stato schiacciato durante le operazioni di sostituzione di uno pneumatico all'interno di un'azienda di trasporti. Sull'incidente indagano i tecnici dello Spisal dell'Uls 9 Scaligera. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal bus, restando ucciso sul colpo per i gravissimi traumi subiti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Grezzana ed i vigili del fuoco di Verona. C'è da segnalare anche un altro incidente in montagna, incidente mortale avvenuto sulle 3 cime di Lavaredo. La vittima è un alpinista che stava scalando da solo la piccola cima sul versante bellunese, caduto per ragioni ancora da accertare. L'uomo non aveva con sé documenti di identità. Per recuperarne la sarma è intervenuto l'elicottero allertato dalla centrale del soccorso alpino di Belluno. Il corpo è stato trasportato al rifugio Auronzo. I soccorritori stanno cercando di recuperare lo zaino dell'alpinista per risalire all'identità dell'uomo. A Mestre ora con la cronaca, veicoli a fuoco in via Torino, una colonna di fumo nero all'ora di pranzo a Mestre si è alzata nel parcheggio dell'hotel Laguna Palace. Sentiamo. Il primo botto e quasi a seguire il secondo. Ha sentito un gran botto la moglie? Come mi ha detto di sì. Paura all'ora di pranzo a Mestre con l'alta nube nera scaturita dalle fiamme del furgone camper andato a fuoco. Mezzo che sostava nel parcheggio a fianco del Laguna Palace, fatto completamente evacuare per oltre un'ora, visto che il fuoco dal furgone si è propagato a tutte le auto vicine, ben 8 andate completamente distrutte, oltre allo stesso furgone. Mi ha chiamato mia moglie che c'era stato un incendio al parcheggio. È il racconto del marito di una delle dipendenti dell'albergo. Ha visto e sentito tutto, stava lavorando ai piani quando le hanno detto di correre e scappare di sotto per mettersi in sicurezza insieme ai clienti dell'hotel. Sua moglie stava lavorando nel frattempo? Sì. Questo parcheggio viene utilizzato dai dipendenti dell'albergo? Di solito sì. Subito sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e isolare l'intera area per scongiurare il rischio di una nuova terribile esplosione, visto che in una delle auto si trovava pure una bombola di GPL. E dopo la paura la rabbia, quella di alcune dipendenti dell'albergo che si sono ritrovate con l'auto andata completamente a fuoco e quindi inutilizzabile, distrutta. Indagine a tutto campo è ancora in corso per capire l'origine del rogo, che non si esclude possa essere stato anche di natura dolosa. Ci sarà anche il Comune di Vicenza con l'assessore Matteo Celebrona ai funerali di Stato domani a Genova per una parte delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Saremo presenti per i funerali di Stato, sì, certamente, perché si merita anche questo. Sono le parole commosse della figlia Laura, in casa protetti dai familiari la mamma Filomena e il fratello Stefano, in serata alla partenza alla volta di Genova. Funerali di Stato dovuti di fronte a delle morti assurde ed un crollo che ha portato con sé 38 morti, tra cui Vincenzo Licata, 58 anni, origini siciliane ma ad adozione vicentino. Un lavoro che si era reinventato dopo una vita da dipendente pubblico alle Poste di Vicenza a imprenditore di se stesso, diventando socio di una cooperativa di autotrasportatori. E la città di
di Vicenza con l'assessore Matteo Celebron sarà con la famiglia a Genova per rendergli onore e non solo. Anche per questo saremo lì, perché l'amministrazione e le istituzioni devono essere garanti del diritto dei cittadini di sapere la verità e di avere dei responsabili, perché non si può morire così. Il primo cittadino Francesco Rucco invece sarà presente alla cerimonia religiosa voluta dalla famiglia e per tutti gli amici di Vincenzo. Si terrà in suo ricordo lunedì mattina nella chiesa di Santa Bertilla. Ed il crollo del ponte a Genova ha scatenato una vera e propria psicosi tra i cittadini, i timori che altri crolli possano verificarsi. Particolari timori in provincia di Treviso sul viadotto della A27, sul Fadalto, finora rattoppi, dicono i resistenti, vogliamo dei controlli straordinari. Sentiamo. Tuttora accadono, difatti si notano anche adesso che si stanno staccando dal viadotto, sono tutti pezzi che si stanno staccando. Cadono ancora pezzi di calcestruzzo dal viadotto dell'A27 del Fadalto, scaglie del peso di parecchi etti. Da San Fris a Longhere i residenti hanno paura. Questo è molto pericoloso, arriva giù, può ammazzare uno tranquillamente, non c'è. Perché all'altezza qua, questo magari è caduto più basso, però se cade dall'alto, ce ne sono anche in alto che stanno cadendo. Non è una novità che cadano pezzi di cemento di queste dimensioni. 1 anno e mezzo fa i frammenti erano anche più grossi, ci dicono gli abitanti. All'epoca la società Autostrade, dopo settimane di cantieri ai piedi dei piloni, aveva effettuato dei lavori di manutenzione, coprendo con cemento nuovo i buchi che mettevano a nudo lo scheletro del manufatto. Lavori necessari ma giudicati insufficienti dai residenti che dopo il crollo del ponte a Genova chiedono più sicurezza. Qui hanno fatto solo rattoppi e verniciato, dicono. Noi vogliamo siano fatti anche dei controlli strutturali. Verifiche nell'interesse di tutti, degli automobilisti e di noi che abbiamo le case qui sotto. Di vedere bene che non abbia da succedere come è successo lì a Genova, perché insomma io sono abbastanza con paura, non sono più tranquilla, perché come vede sono abbastanza vicino all'autostrada. I controlli dovrebbero esserci fatti, hanno fatto delle manutenzioni circa 4-5 mesi fa, come si vede hanno pitturato un attimo quei ferri, che si vede quel colore blu, una roba che non è una roba consistente. Insicurezza che nasce anche dallo stato di abbandono e di incuria in cui si trovano le vasche di contenimento sotto le colonne. Qui, dove crescono liberamente le piante, non dovrebbe accumularsi solo l'acqua piovana, ma anche i liquidi inquinanti sversati in caso di incidenti. A smorzare le polemiche, ma a chiedere vengano fatti dei controlli, è anche il primo cittadino di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. È intenzione dell'amministrazione chiedere ai gestori una verifica sulla staticità e sulla stabilità delle infrastrutture per la sicurezza in primis dei cittadini, di coloro che transitano e credo anche però per la garanzia e tranquillità del gestore. Tonon però vuole anche rassicurare. Il ponte crollato a Genova fu costruito dal 1963 al 1967. Questi piloni di cemento sono stati innalzati all'inizio degli anni 90 con inaugurazione del tratto autostradale oltre Vittorio Veneto Nord nel 1995. Un cemento e una struttura diversa, ma non solo. Genova, da quanto mi è stato spiegato da un paio di tecnici che ho interpellato, presenta una progettazione diversa rispetto ai nostri viadotti e soprattutto un traffico veicolare di traffico pesante lontanissimo anni luce rispetto a quello che abbiamo per fortuna, dico anche da un punto di vista ambientale, sui nostri 2 viadotti. Per cui mi hanno garantito dei tecnici che non sono tecnici di autostrade che la situazione è sicuramente diversa da quella di Genova. Ancora a cronaca, un motociclista padovano di 43 anni residente ad Este ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel Bellunese ad Auronzo di Cadore. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale, il centauro padovano per cause in corso di accertamento avrebbe frenato all'improvviso ed è stato tamponato violentemente da un altro motociclista, un 30enne di Lonigo che pare facesse parte della stessa compagnia di centauri. L'uomo è caduto rovinosamente a terra, è stato trasferito d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Treviso, dove però purtroppo è morto in seguito alle gravi ferite riportate. Illeso l'altro motociclista. Pesanti anche i disagi al traffico per consentire soccorsi e rilievi dell'incidente. Un anno fa
L'attentato di Barcellona nel quale perse la vita il giovane ingegnere bassanese Luca Russo. Questa sera la città di Bassano lo ricorda con una messa solenne. Sentiamo. È passato un anno esatto da quel 17 agosto 2017, quando alle 17, lungo la Rambla nel cuore di Barcellona, un furgone si lanciò contro la gente. Fu una strage, 16 morti, decine di feriti. Tra le vittime il bassanese Luca Russo, l'ingegnere di 25 anni in vacanza con la fidanzata Marta Scomazzon. La sua morte segnò e continua a segnare un'intera città. Quell'attentato terroristico colpì inevitabilmente a chilometri di distanza anche Bassano. All'odio estremo, alla volontà di distruzione, la risposta fu una fiaccolata. Le risposte furono una borsa di studio, una sala della biblioteca, uno spazio pubblico intitolati a Luca Russo, perché il dramma generò forza non solo in chi conosceva e amava Luca, ma in tutta la gente, in tutti i bassanesi che quel giorno sentirono il dolore della mancanza improvvisa di un giovane fratello, quasi uno strappo nell'anima. Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci. È la frase che più ricorda Luca e alla quale lui era particolarmente legato. Quell'impronta il giovane ingegnere l'ha lasciata in tutti i nostri cuori. Ed oggi abbiamo incontrato la fidanzata di Luca Russo, Marta Scomazzon, con lui un anno fa in quel maledetto pomeriggio sulla Rambla. Il suo ricordo colmo di emozione e forza di volontà. Il ricordo che hai di Luca oggi? E il suo sorriso, i suoi occhi, e una persona solare, molto aperta, molto allegra, una persona che amava la vita proprio, davvero, è stato un privilegio forse averlo conosciuto, ecco. Sono le parole piene di emozione di Marta Scomazzon, la fidanzata di Luca Russo, che un anno fa ha vissuto il dramma dell'attentato terroristico di Barcellona. Quel 17 agosto Luca non ce l'ha fatta, lei rimase ferita ma si salvò. Furono momenti terribili, un dolore che non si cancellerà mai, il suo, ma lei, per dare onore al suo Luca, al loro amore, alle loro speranze, ha deciso di vivere appieno la sua vita, cogliendo ogni attimo, senza lasciarsi sopraffare dal dolore o dal rancore. Che cosa ti ha aiutato? Dove ti sei rifugiata? Mi sono fatta aiutare dagli obiettivi che mi ponevo, insomma, durante l'anno, insomma, che è passato, la laurea da fare, poi gli esami da fare, insomma, vari obiettivi da raggiungere, che cercavo di concentrarmi su quelli e di fare questo per me e anche per Luca, insomma, che sicuramente sarebbe contento di questo. Per te oggi cos'è stata quella giornata? Quella vicenda più che altro. Una cosa che non potrò mai dimenticare sicuramente, però un qualcosa che non deve fermarmi, che non deve essere un blocco a quello che io voglio fare, ma anzi deve essere forse una spinta in più per riuscire ad arrivare dove voglio arrivare, insomma. La rabbia c'è, ci confida Marta, ma non intende lasciare il campo libero alla negatività. Non penso che serberò questo rancore per sempre, perché non ha senso e tenerlo dentro di me sarebbe solo anche difficoltoso poi andare avanti e tutto. Non è una cosa che voglio fare. Da tutto questo deve venire fuori qualcosa di bello, non la rabbia, l'odio per alcune persone, cose, fatti, no, qualcosa di bello che spero venga fuori, insomma. Oggi il tuo sogno qual è? Laurearmi di nuovo, raggiungere quest'altro obiettivo e insomma ricordare Luca nel modo migliore possibile. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, tra poco.
E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Parliamo ora del crack delle banche popolari venete, perché le associazioni si rivolgono al governo con un appello accorato. Sentiamo. Io faccio un appello al ministro Tria, firmi che sia finia, salviamo il risparmio e i risparmiatori vittime di questa colossale truffa di massa. Il decreto che garantirebbe risarcimenti alle vittime del crack delle banche popolari venete è pronto, ma il provvedimento è fermo in attesa di una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che lo renderebbe esecutivo. Il testo, steso nella precedente legislatura parlamentare, soddisfa le associazioni dei consumatori. La possibilità per tutti coloro che hanno ottenuto un danno ingiusto, di ottenere in brevissimo tempo il ristoro delle perdite che hanno subito. E il meccanismo è abbastanza semplice, basta presentare un'istanza dopo aver ottenuto un lodo e si accede direttamente al fondo di ristoro. Ma come detto, il provvedimento rimane fermo. Di quei soldi invece, ripetono le associazioni dei consumatori riunite a Padova, c'è un bisogno urgente per riparare a quella profonda ferita che si è aperta in tante famiglie e imprese. È vero che è dotato solo dei 100 milioni, però si può partire subito, immediatamente con questo decreto e poi le migliorie si possono fare con il prossimo bilancio. Ci sarà tempo per modificare e migliorare il testo del regolamento per il funzionamento del fondo di ristoro, a partire dalle somme stanziate con la prossima finanziaria, sostengono le associazioni. Intanto però i contenuti per una sua attuazione immediata ci sono tutti, i ritardi della politica non sono giustificabili. I contenuti ci sono, bisogna ristorare i risparmiatori rapidissimamente, quindi prima della finanziaria noi chiediamo che il decreto sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Quello che tutti quanti stamattina ci stiamo chiedendo è cosa stiamo aspettando e quanto tempo ci vorrà ancora, perché di tempo ne è passato tanto e la gente non ne ha più, questo è il problema. Torniamo a parlare dell'epidemia di febbre del Nilo. C'è ancora un caso da segnalare, quello di un turista veronese di 64 anni che è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'uomo si trovava in vacanza in Val Badia, ma il contagio sarebbe avvenuto in Veneto. E da oggi, sempre per l'emergenza West Nile, vertice a Padova tra i sindaci e l'ULSS per mettere a punto delle strategie in vista dell'apertura prossima dell'anno scolastico. Sentiamo. Più di 50 casi accertati di West Nile e nuovi casi quasi ogni giorno, alcuni gravi, sfociati in encefalite, una vittima est. È alta l'attenzione nel territorio dell'ULSS 6 padovana. A confronto nella sede di via Scrovegni si sono ritrovati i 29 sindaci dell'ex ULSS 16 da Padova ai comuni della Cintura e dei Colli Euganei. Tanti gli eventi estivi in programma in questi giorni e l'apertura delle scuole ormai alle porte. La situazione non è d'allarme, continuano a ripetere, va tenuta però sotto controllo con interventi costanti ribaditi nell'incontro. Continuare tutti quanti a prestare la massima attenzione, fare interventi antilarvicida perché non crescano le larve delle zanzare e degli interventi adulticidi, cioè quindi con l'aerosol, molto banalmente, e prestare attenzione con la partenza delle scuole. Dove si verifica un caso, la disinfestazione straordinaria è immediata. Numerose le ordinanze emesse dai sindaci, vanno rispettate, ribadiscono i primi cittadini. L'ordinanza, come dice il termine, ordina qualcosa e quindi dà anche eventuali sanzioni. Qua serve tanta collaborazione da parte dei cittadini, prima ancora che la coercizione nel voler imporre qualcosa. Serve una collaborazione fattiva e piena, perché può bastare un sottovaso con un po' d'acqua stagnante a creare delle larve di zanzare che sono il vettore. E se l'assessore regionale Luca Coletto respinge al mittente le accuse lanciate dalle colonne di un giornale tedesco, da giugno teniamo sotto controllo il fenomeno con campionamenti continui, la certezza è che ci si trovi di fronte a un problema dovuto a un clima che cambia sotto gli occhi di tutti. Pioggia repentina quasi di giorno in giorno, sommata però a temperature alte, quindi il ristagno d'acqua produce l'ambiente ideale, l'Eden, per le zanzare. Bisogna far fronte a questa situazione che è obiettivamente nuova.
Restiamo ora a Padova con la protesta di cittadini, di insegnanti e genitori, perché tra le opere che saranno stracciate a causa dello stop del governo al bando periferie c'è quella della nuova scuola primaria di Montà. Sentiamo. Rischiamo di chiudere e questo non va bene. È dal 2005 che io sono qui nel territorio di Montà e questo è un desiderio che di anno in anno vola via, diventa effimero come l'aria. C'è anche Daniela Furlan, coordinatrice fino a fine agosto della scuola primaria Montegrappa, tra i cittadini riuniti a Montà per protestare contro il blocco del bando periferie da parte del governo. L'ultimo miglio per la realizzazione del nuovo edificio di questa scuola sembrava davvero cosa fatta. Dopo il faticoso esproprio del terreno necessario, il 5 giugno la giunta comunale aveva deliberato il progetto di ampliamento. A bilancio 1.300.000 euro che proprio dal bando periferie dovevano arrivare. Contavamo dopo l'esproprio della terra su questa costruzione e sul fondo periferie di questi 1.300.000 euro che attualmente non esistono più. Noi ne abbiamo bisogno e se questo non dovesse succedere non sapremo come altro, dove altro reperire questi fondi. Mamme, papà, bambini, nonni, insegnanti. La difesa della scuola Montegrappa è la difesa del loro quartiere, Montà, un quartiere in crescita. Purtroppo anche per il prossimo anno scolastico avremo una sola prima di pochi bambini. Perché? Perché non riusciamo a rispondere alle esigenze del territorio, perché il territorio vuole una scuola a tempo pieno. Tra i genitori di alunni che hanno frequentato la Montegrappa, anche il consigliere comunale Mary Scarso. Purtroppo questa decisione, che speriamo che anche questa azione che è partita veramente anche dai cittadini di questo territorio, scongiuri di bloccare i fondi per le periferie fino al 2020, potrebbe drammaticamente far morire questa scuola, che è un presidio fondamentale. Questo è l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in rinforzo e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore possibile sui rilievi. Cielo sempre sereno o al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 17 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 19 e 21 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 34 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole specie al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali possibili un po' ovunque, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime sui 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.